Già operativo il nuovo centro vaccinale nell'ex ospedale militare di Padova di via San Giovanni di Verdara. Una volta entrato a regime avrà una capacità vaccinale di circa 500 persone al giorno. Parte della macchina vaccinale organizzata dall'ULSS 6 Euganea, volta a dare un'ulteriore risposta soprattutto ai residenti del centro storico. Le persone che appunto arrivano qua, vengono qua a vaccinarsi, si devono comunque iscrivere nel portale e nel portale ci sono appunto le varie scelte di dove delle linee vaccinali ubicate nell'azienda Euganea dove possono appunto vaccinarsi se ovviamente ci sono spazi liberi e quindi entra completamente nel sistema. Polo vaccinale che sarà gestito dagli stessi sanitari militari. In questo presidio lavora il personale militare di questo dipartimento e altro personale in supporto. Abbiamo 5 medici e 5 infermieri più tutto il personale logistico. Siamo strutturati su 5 linee, più una linea esterna detta drive-thru che entrerà in vigore a breve e servirà per vaccinare direttamente al bordo della macchina il personale disabile. Per le vaccinazioni le fasi di accoglienza e osservazione post-inoculazione sono stati allestiti i porticati del chiostro grande, all'aperto ma protetti da eventuale maltempo. Qui campeggiano i gazebo necessari ai vari step vaccinali, oltre alle postazioni di sosta e di eventuale emergenza. Per chi dovesse raggiungere il punto vaccinale in auto è a disposizione anche un'area parcheggio nel cortile dei missionari comboniani. Nato con il via libera del generale Figliuolo e del ministro della difesa Guerini, il punto vaccinale è stato inaugurato alla presenza del colonnello Sergio Garofali, direttore del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova, dall'assessore regionale Emanuela Lanzarin, dal sindaco di Padova Sergio Giordani.